Una notizia di un giovane che ha cercato di scavalcare il muro di cinta del carcere Malaspina di Palermo, cercando di raggiungere il centro di prima accoglienza dove poco tempo prima erano stati portati 4 ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. Sempre al Malaspina sono intervenuti i vigili del fuoco perché un detenuto ha dato fuoco ad alcuni suppellettili della cella. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. Dopo di noi barzellette e poi in prima serata insieme show. Un buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione della TG Sicilia. Vediamo i titoli. Dopo Fontanarossa, stop dei voli anche a Comiso per l'emissione di sabbia vulcanica dall'Etna. Non solo pioggia di cenere, ma anche di polemiche per la gestione dell'emergenza con i sindacati e le associazioni che attaccano la SAC. Intanto il governatore Schifani annuncia risorse per potenziare lo scalo Ibleo. Annegato dopo la rottura della colonna vertebrale nell'impatto col gommone. Sarebbe questa la causa della morte di Cristiano Gianporcaro, il giovane regista che ha perso la vita a Lampedusa. Avvisi di garanzia per i 2 coniugi romani indagati per omicidio nautico. Atti sessuali con una minore, produzione di materiale pornografico. A Caltanissetta indagati 2 ventenni, uno di loro arrestato. A fare scattare l'indagine la denuncia presentata dal padre della vittima di 14 anni. Rifornimenti di acqua ogni 15 giorni. La drammatica situazione di alcuni quartieri di Agrigento alle prese con la crisi idrica. La Regione finanzia 7 nuove autobotti. Il governo regionale dichiara anche lo stato di emergenza per gli incendi e approva un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro. A Catania l'Alcantara Fest, un dialogo tra tradizioni e folk internazionale. Tra gli eventi il concerto di Rita Botto, raffinata interprete della canzone popolare siciliana. Un omaggio anche al maestro Franco Battiato. Calcio in Serie B, il Palermo saluta l'Australia e i rosanero perdono a testa alta contro la Juventus in amichevole per 2-0. Riflessione e delusione in casa Catania per la penalizzazione dopo il mancato versamento della fideiussione. Oggi manifestazione dei tifosi della Curva Nord davanti allo Stadio Massimino. Bentornati. In primo piano l'eruzione dell'Etna che ha bloccato anche l'attività dell'aeroporto di Comiso nel Ragusano con la sospensione dei voli fino alle 11 di oggi. La copiosa emissione di cenere vulcanica di ieri ha compromesso anche le attività dello scalo Ibleo. Intanto ieri è stata un'altra giornata di passione, così possiamo definirla, a Fontanarossa. Lo scalo è stato paralizzato appunto dalla nube di cenere, sospesi arrivi e partenze e disagi per migliaia di passeggeri tra voli cancellati, dirottati e lunghe attese. Numerose le proteste per la carenza di informazioni sui propri voli nei display e difficoltà negli spostamenti verso gli altri aeroporti, spesso a carico degli stessi passeggeri. Ma sentiamo che cosa hanno detto al microfono di Orazio Longo. Dove dovete andare? A Bologna. E invece torniamo a casa, quindi spese dell'aereo, spero che almeno quelle ce le rimborseranno, però tutte le altre spese sono perse, taxi per arrivare qua, pullman per tornare a casa, disagio, caldo, col bambino, quindi una giornata persa, ci potevano avvisare. Da quanto aspettate? Di mattina. Stamattina. Dove dovete andare? Marocco, Casablanca. Casablanca. E il volo quando doveva essere? Il volo quando doveva essere? Non sappiamo niente, non sono con chi deve parlare proprio. Non c'è qualche notizia, stamattina me l'ha detto, manca a loro sapere qualcosa. Manchester. E quando ci dovete arrivare? Non lo so, perché aspettiamo l'autobus ora per portare a Trapani. Ah, quindi vi hanno dirottato a Trapani? Sì. E il volo è previsto per che ora a questo punto? Non lo so.
dicono un'ora dopo canciano, non si sa niente per Camorra. Ecco, questa è la situazione a Fontanarossa ieri, una situazione che quantomeno durerà sino alle 11 di oggi. Ricordiamo che sono sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo, non soltanto nello scalo Etneo ma anche in quello Ibleo di Comiso. Giornate di caos, pioggia di cenere ma anche pioggia di polemiche con i sindacati e le associazioni che attaccano la gestione della SAC. Non è una fatalità ma incapacità organizzativa, hanno detto. Intanto il governatore Schifani ha annunciato lo stanziamento di nuove risorse per lo scalo di Comiso. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Non si placano le polemiche sulla gestione della crisi all'aeroporto di Fontanarossa. Dopo giorni di caos, proteste e duri attacchi, il governatore della regione siciliana Renato Schifani ha annunciato la volontà di potenziare lo scalo di Comiso. Abbiamo deciso di investire nuove risorse per aumentarne capacità e operatività. Fuoco di fila contro la SAC da parte di associazioni, comitati e politici. Sul piede di guerra i sindacati, CGIL, CISL, UIL e UGL. Quello che sta accadendo non è una fatalità ma la conseguenza di anni di scelte miopi su investimenti e personale. Manca una programmazione strutturale, c'è una palese incapacità organizzativa nel gestire un'emergenza ampiamente prevedibile. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, viene definita inadeguata anche dai consiglieri comunali di MPA, Forza Italia e Lega. Avevamo già lanciato l'allarme, dicono, ma siamo stati ignorati. Il movimento politico controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele Lavardera, ha depositato una mozione ufficiale all'Assemblea regionale siciliana per chiedere l'istituzione urgente di un piano cenere strutturale. La crisi rischia intanto di travolgere l'economia locale. A lanciare l'allarme il presidente di Assoesercenti, Salvo Politino. Quando Fontanarossa si ferma viene colpita un'intera filiera economica. Secondo le stime dell'associazione l'impatto finanziario oscilla già tra i 12 e i 24 milioni di euro, a cui si aggiunge un incalcolabile danno d'immagine per l'isola. Intanto prosegue l'attività dell'Etna, questa eruzione che sta causando questi disagi. Ancora ieri sera, una grossa colonna di cenere, ma intanto sono 5 le bocche aperte contemporaneamente. Sentiamo Luca Ciliberti. Un nuovo fronte lavico, una nuova bocca eruttiva ubicata alla base della parete nord della Valle del Bove, a monte di Monte Simone, ad una quota di circa 2090 metri sul livello del mare. La situazione sull'Etna dunque è in continua evoluzione. In questo momento sul vulcano sono attive in contemporanea 5 bocche, l'ultima appunto quella apertesi intorno alle 11:30 di questa mattina. È la stessa area dove la notte scorsa si era aperta un'altra frattura, ma ad una quota leggermente più bassa, a quota 1900 metri. Attualmente, oltre all'attività intensa, stromboliana ed esplosiva che c'è al cratere Voragine, sono aperte una serie di bocche all'interno della Valle del Leone e della Valle del Bove che producono delle colate laviche. Tra queste una delle principali è quella che è collocata a una quota di 2360 metri, ma ultimamente ieri sera se ne è aperta un'altra a quota 1009. Una situazione certamente singolare che ha pochi precedenti nel recente passato, così come confermano dall'INGV di Catania. Sicuramente ci sono diverse eruzioni nel passato che hanno avuto dinamiche di propagazione delle fratture eruttive estremamente complesse. Sicuramente il fatto che a questa dinamica di propagazione così complessa si accompagnasse un'attività così continua fortemente esplosiva ai crateri sommitali non è un caso molto, molto comune. Voltiamo pagina, rottura della colonna vertebrale nell'impatto col gommone e poi l'annegamento. Sarebbe questa la causa della morte di Cristiano Gianporcaro, il ragazzo morto a Lampedusa durante un'immersione. A rivelarlo l'autopsia effettuata ieri sul corpo del 29enne regista nisseno. Il giovane era in immersione quando è stato travolto dalle eliche di un gommone. La fidanzata, che si trovava in spiaggia, ha assistito alla scena, si è gettata in mare nel disperato tentativo di salvarlo. Intanto l'inchiesta della Procura di Agrigento prosegue per omicidio nautico. Sono 2 le persone indagate, un uomo di 72 anni e una donna di 69, entrambi originari e residenti a Roma, proprietari del gommone.
Atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico. 2 ventenni coinvolti, uno è finito in carcere e l'altro è ai domiciliari. Il servizio di Rita Cinardi. Uno è finito in carcere e l'altro agli arresti domiciliari. Sono 2 ventenni di Caltanissetta indagati per atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori. A far scattare l'indagine dei carabinieri della stazione di Caltanissetta è stata la denuncia presentata dal padre della ragazzina. Da quel momento sono partiti una serie di delicati accertamenti coordinati dalla procura nissena per ricostruire quanto sarebbe accaduto. Un ruolo determinante lo avrebbe avuto l'analisi informatica dello smartphone di uno dei 2 giovani. Dal telefono sarebbero emessi elementi che hanno consentito agli investigatori di ricostruire rapporti che 2 ventenni avrebbero avuto con la minore. Rapporti che, secondo l'accusa, sarebbero stati anche documentati attraverso fotografie e video dai contenuti sessualmente espliciti. Ma c'è di più: quel materiale non sarebbe rimasto soltanto sul cellulare. Le immagini e i filmati sarebbero stati successivamente diffusi o comunque divulgati anche attraverso la rete. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno delineato un quadro indiziario ritenuto grave, da qui la richiesta del pubblico ministero Eliana Manno e il provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Ancora episodi di violenza a Gela, l'ultimo, una lite che è finita nel sangue, ci sono 2 giovani feriti. Sentiamo GR Italia. È finita con 2 giovani feriti e un coltello spuntato durante la colluttazione la notte di San Lorenzo sul lungomare di Gela. È quasi mezzanotte quando sulla spiaggetta all'altezza di via Matteotti 2 gruppi di giovani iniziano a discutere. I motivi dell'alterco sono ancora al vaglio degli investigatori e secondo le prime informazioni sarebbero riconducibili a questioni banali. In pochi istanti la lite degenera. Durante la colluttazione viene tirato fuori un coltello a scatto. Un giovane lo avrebbe impugnato e avrebbe colpito con alcuni fendenti 2 ragazzi. Uno dei feriti è minorenne. Entrambi vengono soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le ferite fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri. Gli agenti del commissariato hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare tutte le persone coinvolte. Al momento non risultano persone sottoposte a fermo. Gli investigatori stanno però valutando la posizione di un giovane che potrebbe essere l'autore materiale dei ferimenti. La procura ha aperto un fascicolo. La rissa di via Matteotti arriva al termine di un fine settimana segnato da una serie di episodi analoghi. Sabato sera se ne sono registrati 3, il più grave nella zona dei Lidi, sul tratto ovest del lungomare verso Macchitella. Anche in quel caso 2 gruppi di giovani si sono affrontati e sarebbero stati utilizzati bastoni, martelli e altri oggetti contundenti. Il bilancio era stato di alcuni contusi. Sempre nelle ultime ore un operaio impegnato in un cantiere di via Tevere è stato ferito con un coltello. 5 episodi in meno di 3 giorni dunque, con l'ultimo sfociato nel ferimento di 2 ragazzi. Adesso parliamo della crisi idrica ad Agrigento. In alcuni quartieri l'acqua arriva ogni 15 giorni. Questo è il lasso di tempo tra un rifornimento e l'altro e la Regione finanzia 7 nuove autobotti. Davide Sardo. 7 nuove autobotti per affrontare l'emergenza idrica nell'Agrigentino. La Regione stanzia oltre 787.000 euro per acquistare i mezzi che saranno affidati ad AICA e utilizzati per rifornire anche le zone dove la rete non garantisce un servizio efficiente. Il provvedimento arriva dalla Protezione Civile regionale su input del presidente Renato Schifani. Una risposta alla richiesta dell'ATI di Agrigento sostenuta anche dalla prefettura, ma l'emergenza resta. Ad Agrigento si va verso Ferragosto con turni idrici che in alcuni casi arrivano a 15 giorni. Qua è un'intera città che chiede l'acqua, un intero territorio. C'è la via Manzone che ci sono zone che non arriva acqua da 13 giorni, ragazzi. È assurdo. E a Maddalusa i residenti continuano a non avere acqua nelle abitazioni. Si può immaginare come si può vivere senza acqua da 3 mesi. Ci si lava e ci si arrangia come si può, si vanno a riempire i bidoni e in casa ci si attrezza. Una crisi che non risparmia nessuno e che si aggrava con il caldo. Da quanti giorni manca l'acqua a casa tua? Giorni, mesi. È da mesi che siamo senza acqua e andiamo avanti e indietro con i bidoni. E arriva il paradosso. Mentre si cercano autobotti per portare l'acqua ai cittadini, lungo la condotta di Zingarello si registra una grave perdita. Acqua che si disperde mentre nelle case continua a mancare.
La Giunta regionale, su proposta del Presidente Schifani, ha approvato la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per la durata di un anno a causa degli incendi che hanno colpito l'isola nelle ultime settimane. Il Governo regionale ha già approvato in Giunta un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati agli interventi di protezione civile e 10 milioni ai ristori per i danni alle imprese agricole. Una prima stima, ancora in aggiornamento, quantifica in circa 50 milioni di euro i danni provocati dai roghi in 8 province siciliane. La situazione più critica nel Palermitano, dove i danni ammontano a circa 38 milioni di euro. A Catania l'Alcantara Fest, un dialogo tra tradizioni e folk internazionale. Tra gli eventi anche il concerto di Rita Botto. Giusy Lazzaro. Si racconta la Sicilia che vive le tradizioni e le contaminazioni con il folk internazionale nell'Alcantara Fest organizzato a Catania dall'associazione Darshan. Biodiversità della musica, che nasce nel cuore del Mediterraneo, diventa uno spazio di incontro, attraversamento e dialogo tra diverse sonorità. Si va dall'esordio con Terra Maris dell'Alcantara Media Orchestra per arrivare tra gli eventi della sezione off con il concerto di Rita Botto, interprete raffinata delle tradizioni popolari siciliane, e la banda musicale di Avola per un allegro connubio. C'è anche un omaggio a Franco Battiato. E poi tanta sonorità siciliana con le canzoni di Rosa Balistrelli. Tanta la musica, un finale con una festa tradizionale greca per riunire artisti che costruiscono linguaggi nuovi e condivisi. E prima della pausa c'è un aggiornamento per quanto riguarda la nostra notizia di apertura, che naturalmente riguarda la situazione dell'Etna e soprattutto la situazione negli scali siciliani di Fontanarossa e di Comiso. La SAC ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3, quindi sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania sino alle 18 di oggi. Quindi è stato prolungato lo stop ai voli. Inizialmente era stato annunciato per le 11 la riapertura dello scalo etneo e invece arriva questo comunicato della SAC sino alle 18, ancora una paralisi dell'aeroporto, mentre invece per quanto riguarda Comiso sono sospese sino alle 10 le attività per contaminazione da cenere vulcanica, quindi la riapertura è stata anticipata di un'ora. Questo naturalmente una notizia che è appena arrivata in redazione. Vi aggiorneremo nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione. Intanto facciamo una pausa, ritorniamo tra poco parlando di calcio. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, il Palermo saluta l'Australia, i rosanero sono stati battuti ma a testa alta dalla Juventus in amichevole, la squadra di Inzaghi non sfigura infatti contro la formazione allenata da Spalletti, segnano Ildiz e Milik nel finale. Sentiamo Marco Gulla. Il Palermo conclude la tournée australiana con l'amichevole di Perth contro la Juventus. I rosanero hanno perso per 2-0 al termine di un match comunque ben disputato dalla squadra di Inzaghi contro un avversario decisamente più strutturato. La partita è stata decisa dalle reti di Ildiz sul finire di primo tempo e di Milik nella ripresa. Il sistema tattico di Inzaghi ha fatto registrare alcuni passi in avanti, soprattutto sul fronte dei meccanismi difensivi. La manovra d'attacco invece è stata efficace soltanto in alcune circostanze.
Qualche trama interessante comunque si è vista, come nel finale quando da un passaggio di strefezza all'esordio in maglia rosanero l'Edu Aron ha impegnato seriamente Perin. Il Palermo ha comunque dimostrato di essere una formazione solida pur essendo agosto e ancora nel pieno della preparazione. A fine gara soddisfatto il tecnico rosanero Pippo Inzaghi, che pensa già al primo match ufficiale che sarà tra meno di una settimana. Sono molto contento, poi al di là del risultato abbiamo preso 2 gol forse evitabili, però la squadra è stata in campo con personalità, ha cercato anche di fare qualcosa. Sono molto soddisfatto perché giocare contro questi giocatori così forti nell'1 contro 1 non era semplice, abbiamo lavorato bene di squadra. Bene, non c'è stato nessun infortunio, perché quando si gioca contro una squadra così forte si può incorrere anche andando forte in determinati episodi magari spiacevoli. Invece sono molto contento e adesso torniamo a casa e prepariamo al meglio la partita con Lecce. Ore di riflessione invece nell'ambiente rossazzurro dopo il mancato versamento della fideiussione, che porterà ad una penalizzazione in classifica. Intanto questo pomeriggio alle 18:30 manifestazione dei tifosi della Curva Nord davanti allo stadio Massimino per chiedere chiarimenti alla società sul futuro del club. Sentiamo Sergio Colosi. Il mancato versamento della fideiussione si porta dietro una serie di interrogativi. Il primo riguarda il completamento della procedura. Se, come sembra, dovesse avvenire in tempo per la partita di Coppa Italia Maggiore in programma venerdì a Parma, consentirà a Longo di impiegare i nuovi acquisti, oltre ad Allegretto e Bruzzaniti. Il secondo, con una scadenza conosciuta e fissata da tempo, aumenta le responsabilità del presidente Pelligra, che sarebbe dovuto intervenire in anticipo, nonostante le rassicurazioni del comunicato stampa sulla stagione appena iniziata, degna del nome di Catania. Cosa c'è dietro? Che momento economico vive il club? Cosa prospetta il futuro? Domande su domande che si pongono i quasi 10.000 tifosi rossazzurri che hanno già rinnovato l'abbonamento e che forse troveranno una risposta nell'incontro richiesto dal sindaco Trantino, che, pur riconoscendo gli investimenti della proprietà, chiede a nome di tutti una società solida, efficiente, autonoma, radicata sul territorio con un'autonomia operativa ed economica, interrogativi destinati ad alimentarsi senza l'immediato versamento. Un dato è certo: il Catania sarà penalizzato probabilmente di 3 punti per la recidiva. Grella è inibito 6 mesi e costretto a dimettersi dal comitato esecutivo della Lega. Mentre la squadra prepara la gara di Parma, Varrà opera sul mercato. Di Noi ha rescisso consensualmente il contratto. Avellino e Catania dialogano per Gimenez e Patierno, vicino Mattia Vitale del Vicenza, ma la priorità è la fideiussione. E ci fermiamo con questo servizio. Questa prima edizione del nostro giornale termina qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento pochi minuti prima delle 13:30. Intanto vi lascio con Lorena Dolci e la nostra rassegna stampa. A tutti voi una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.